Sabato 9 maggio, Taglio di Po, piazza 4 novembre, incontro di commercianti, artigiani e partite IVE a Taglio di Po per sensibilizzare in particolar modo il prefetto e quindi lo Stato italiano per le difficoltà dei commercianti e delle partite IVA appunto. Adesso seguiamo un pochino la situazione e sentiamo un po' di interventi e un po' di interviste. Allora io prendo al volo un'amica che è la Virginia, che ha un bar qua in piazza. Allora, diciamo che uno dei settori più colpiti è sicuramente ristorazione e bar. Come vedete il futuro e cosa si potrebbe fare secondo voi? Diciamo che il futuro lo vedo un po' un punto di domanda per me e soprattutto per le mie dipendenti, che fino adesso sono riuscita a farle vivere dignitosamente e da adesso in poi non so. Ecco, si parla di anticipare l'apertura che dovrebbe essere il 1° giugno, a parte che sarebbe secondo me cosa buona e giusta, però come vi organizzerete? Le distanze, la sanificazione? Noi ci organizzeremo con le distanze e la sanificazione. Il problema principale sarà nella gente comune, che credo sia molto difficile che riesca a rispettare le regole e me ne sto accorgendo già adesso con l'asporto. Grazie Virginia. Un'altra rappresentante, Silvia. Ciao Silvia, come stai? Bene, grazie, molto bene. Allora, anche tu sei qua per appunto far notare che una delle attività che stanno soffrendo è la tua. Riapertura, quando secondo te sarà fatta o perlomeno quando è prevista e come affronterai l'apertura? Allora, si dovrebbe il 18, ma non è sicuro. Aspettiamo perché fino all'ultimo minuto della mezzanotte prima ci sono sempre novità. Il mio settore diciamo che è proprio la coda, perché comunque le decorazioni con i palloncini, il mio negozio tratta questo, tratta allestimenti e decorazioni con i palloncini per qualsiasi tipo di festa. Mi rendo conto che è proprio l'ultimo della coda, ci sono attività che io per prima dicono devono essere i primi ad aprire, io arrivo dopo un po' alla volta, me la caverò, farò il possibile. Già comunque adesso riesco a fare qualcosina a negozio chiuso, a porte chiuse. I miei clienti ancora, per fortuna, qualcuno chiama perché il bambino vuole i palloncini, vuole la sua festa anche se è chiuso in casa. Noi sappiamo che queste manifestazioni a volte possono essere magari sorvolate da altri o anche un po' prese in giro, perché comunque dicono ma cosa state a fare, di tanto non cambia niente, però quel po' di voce che possiamo avere in capitolo cerchiamo di farla sentire. Con il sindaco Francesco Siviero ho preso al volo, non si può chiamare manifestazione, semanticamente come viene chiamata? È una manifestazione, è un'iniziativa a sostegno delle attività economiche del comune di Taglio di Po. Ecco, lei con la sua giunta avete aderito, un po' di polemiche ci sono. Cosa vuol rispondere alle polemiche di chi dice che magari si poteva fare di più, che la sua amministrazione poteva fare di più? No, non mi sembra il caso di addentrarci in polemiche, anche perché non ne arriveremo più fuori. Bisogna fare degli atti concreti. Ovviamente stiamo tentando come amministrazione di predisporre tutto quello che è il necessario per riuscire a venire incontro a chi ha un'attività commerciale, a chi aveva un lavoro magari stagionale nel turismo e adesso è in difficoltà, a chi ha perso il proprio lavoro a causa della crisi. Quindi insomma riuscire ad arrivare a 360 gradi in quello che si riesce, dove si può, per interventi puntuali, perché comunque siamo consapevoli che aiutare oppure indirizzare solo verso una determinata categoria non serve, perché c'è anche necessità di rilanciare un po' di liquidità e di consumi all'interno del paese. Ecco, lei ieri in conferenza stampa parlava che questa lettera fatta dal prefetto, che qualcuno contesta, che dicono non conta niente, giustamente lei sottolineava il fatto che il prefetto è rappresentante del governo e una delle azioni, secondo appunto diceva lei in conferenza stampa, delle azioni più giuste da fare in questo momento e più corrette. Semplicemente, essendo il prefetto comunque il rappresentante del governo, dello Stato all'interno della provincia, è anche normale interloquire col prefetto, non solo le amministrazioni ma anche i comuni cittadini, insomma chi vuole far sentire la propria voce, le proprie necessità più che altro in questo momento. Grazie Sindaco. Ultima cosa, che
In questo momento che criticità ci sono dal punto di vista economico? Sappiamo che avete distribuito quasi 60.000 euro in maniera veloce, però ha riscontrato che ci sono delle criticità ulteriori, famiglie che stanno soffrendo in particolar modo, oppure dal vostro osservatorio non ci sono appunto grosse difficoltà? Ovviamente problemi ce ne sono, perché è innegabile questa cosa. I soldi sono già finiti, quelli messi a disposizione del governo, siamo in attesa di sapere se col famoso decreto di aprile, che è un po' in ritardo, se ci sarà il reddito di emergenza, che serve per puntualmente appunto gli interventi sulle famiglie. Con il conto corrente dedicato che avevamo aperto abbiamo già raccolto circa 4.000 euro e adesso con la parrocchia stiamo dicendo come utilizzare questi fondi. Insomma, stiamo tentando pian pianino di individuare un percorso. Certo è che i tempi stringono sempre di più, quindi se non c'è da un intervento superiore, che sia la regione o che sia il governo, è difficile riuscire a pensare che un singolo ingranaggio dello Stato riesca a risolvere i problemi di tutto il suo territorio da solo. Comunicazione di servizio, siamo quasi pronti, fra poco leggeranno appunto la lettera che sarà indirizzata all'eccellenza del prefetto. Ecco, vediamo un po' di attività che hanno aderito a questo incontro. La spiga d'oro, uno degli slogan o degli hashtag, come si dice, non dimenticateci. Se lavorare non è più un diritto, pagare le tasse non è più un dovere. Ecco, questo è uno degli slogan che girano non solo a Taglio di Po, ma in tutta Italia. Anche non abbandonateci, è un altro degli hashtag più seguiti. Chiosco bar, insolito bar, abbiamo appunto intervistato prima Virginia Puzzati, che è la titolare, che sottolineava il fatto che il problema fondamentale non è solamente per la sua azienda ma anche per i suoi dipendenti, ai quali aveva garantito fino a ieri anche un certo benessere con stipendi degni di questo nome. E adesso si trova in difficoltà perché appunto con il famoso take away, adoperando un termine nell'inglese, quindi che le persone possono fermarsi o anzi prendere dal bar e poi dopo non sostare davanti al bar eccetera, sicuramente gli incassi vengono ridotti in maniera importante. Buongiorno signor Sindaco, mi rivolgo alla sua attenzione quale portavoce delle attività che hanno aderito in questo appello. In questo momento storico di emergenza sanitaria e grave crisi economica che ha paralizzato l'esercizio delle nostre attività. Sospensione forzata dell'esercizio delle nostre attività per 2 mesi. Impossibilità di fatto di sospendere il pagamento di costi fissi nei mesi di inattività. Difficoltà a progettare una ripartenza economica in un contesto di estrema incertezza sul futuro. Considerando che presumibilmente nei mesi a venire non ci saranno strumenti agevolativi del tessuto commerciale, quali manifestazioni ed eventi di paese, che notoriamente da sempre creano occasioni di incontro e richiamo per clienti e visitatori, chiedo che l'amministrazione comunale consideri di trarre le somme precedentemente destinate alle organizzazioni di predette manifestazioni sia in via diretta sia tramite convenzioni con organismi terzi, creando un fondo a sostegno delle imprese di Taglio di Po che si trovano in ginocchio per la protratta inattività e mancanza di liquidità e prospettive di ripartenza. Chiedo altresì di valutare altre forme di alimentazione di predetto fondo sostegno imprese affinché tutti possano avere un segnale determinante per riaprire. Confido nella sua persona e nell'azione del suo governo perché questo appello non resti inascoltato e fin d'ora ci rendiamo disponibili per confronti e collaborazione. Grazie. Ecco, tra l'altro sottolineiamo che ci sono delle categorie che sono state più colpite di altre, non ultimi estetisti, parrucchieri, barbieri, eccetera, dove si parla addirittura ufficialmente si riapriranno il 1° giugno con un sacco di regole e restrizioni. C'è da parte della Regione Veneto una proposta di aprire il 18 anche per questa attività. E effettivamente potrebbe essere cosa buona e giusta. In ogni caso sono tra le categorie più colpite. Io lo aggiungo ogni volta che parlo di queste cose, il settore sia turismo che
che spettacolo. Lo spettacolo poi sta prendendo una botta micidiale, non dimentichiamo che non sarà possibile fare spettacoli, addirittura qualcuno parla fino a marzo 2021, e questo sarà penalizzante non solo per artisti frontman, ma soprattutto per tecnici del suono, per quanto riguarda tantissime attività. Ecco, avete sentito la comunicazione di servizio che purtroppo per evitare anche disguidi, evitare anche multe, giustamente c'è la Polizia di Stato che sta controllando, non si possono fare assembramenti, si stanno rispettando giustamente le distanze di 1 metro da ogni singola persona, però è meglio evitare appunto qualsiasi tipo di polemica e qualsiasi tipo di multe in particolare. Questa è la lettera che sarà inviata al signor Prefetto. Eccellentissimo signor Prefetto, questa lettera, pensata dalle attività del Comune di Taglio di Po, è destinata alla sua figura istituzionale, poiché più prossima all'organo di governo della Repubblica Italiana. Sin dall'inizio della situazione emergenziale abbiamo avuto, come tutti i nostri colleghi, una grande comprensione delle misure adottate, con un occhio di speranza al futuro. Sin dall'inizio della situazione emergenziale, le attività economiche tagliolesi hanno cercato di lanciare un messaggio di speranza, quanto per i propri concittadini, quanto per se stessi, esponendo l'arcobaleno con la scritta "Andrà tutto bene" ed il tricolore, simbolo di unità nazionale. La drammatica situazione è stata resa tangibile dalle difficoltà palesate da Presidente Conte nelle prime dirette televisive, cui venivano annunciate sofferte e sempre più stringenti limitazioni sul nostro territorio, cui si sono aggiunte le toccanti immagini di feretri trasportate dall'esercito italiano. Siamo perfettamente consapevoli che la salute è un bene di tutela primaria, preservato dall'articolo 32 del nostro meraviglioso testo costituzionale. Lo scoramento che oggi ci affligge, per poter essere sconfitto e consentirci di poter lavorare nel lungo periodo con la garanzia di tutelare la nostra dignità, ci porta a formalizzarle, certi di una sua comprensione quanto umana quanto istituzionale, le seguenti proposte. Ripartire con le nostre attività, adottando tutte le precauzioni previste, ma senza ridurre le nostre capacità lavorative. Abolizione della tassa per 1 anno, ovvero adottare una sua necessaria riduzione anche in vista delle prossime scadenze. Ciò consentirebbe di poter usufruire delle economie derivanti dalla nostra attività per poterla proseguire e consentire ai nostri collaboratori di poter vivere dignitosamente ed evitare il ricorso agli istituti assistenziali. L'adozione di tariffe agevolate per le utenze, energia elettrica, gas, metano, acqua, costituiscono beni di necessario approvvigionamento che ovviamente devono essere acquistati ed in relazione ai quali chiediamo la possibilità di fruire con la determinazione di tariffe agevolate in modo più pregnante rispetto a quelle convenute con le attività indipendenti di riferimento. Elargizioni a fondo perduto, in quanto riteniamo che il ricorso dell'indebitamento per far fronte alle spese necessarie è una manovra che a lungo periodo determinerà la fine di molte realtà. Abbassamento del costo del lavoro e sanatoria per le pendenze fiscali e contributive. Questa voce da sempre rappresenta uno dei costi che maggiormente hanno gravato sui nostri bilanci, costo che abbiamo sempre cercato di onorare con spirito di diligenza. Nonostante la scadenza per i prossimi adempimenti contribuiti sia stata differita al 30 giugno, molti di noi non riusciranno a farvi fronte a causa della situazione emergenziale. Inoltre, dalle fonti di informazione quotidiana apprendiamo che Agenzia delle Entrate e Riscossione è in procinto di notificare plurime cartelle esattoriali, non considerando il periodo emergenziale che stiamo vivendo. Ripartire tutti insieme ed in sicurezza sarebbe sicuramente il miglior modo per dar prova alla capacità tutta italiana di superare le difficoltà, un passo alla volta, ma insieme. Il miglioramento di un'attività economica è la base per creare maggiore ricchezza.
ergo maggiore resa anche per lo Stato italiano. Una noncuranza alle rimostranze delineate, anche in relazione alla gravosa situazione del territorio basso polisano, decreterebbe la morte di piccole realtà come le nostre, che inevitabilmente creerebbero inevitabili negative ripercussioni sullo Stato italiano. Con osservanza, i commercianti, artigiani, partita IVA di Taglio di Po. Buongiorno a tutti, siamo qua oggi in questa iniziativa a sostegno delle attività produttive dei Taglio di Po. In realtà è un'iniziativa che nasce dalla volontà delle molte attività, insomma, di far presente le loro voci, le loro necessità, far presente quello che è un periodo storico che nessuno ha mai vissuto, né in Italia né nel resto del mondo, ma far presente soprattutto che è arrivato il momento di prendere una decisione, di fare una scelta. Perché? Perché comunque uno dei compiti della politica è ascoltare le istanze di tutti e alla fine decidere, prendere una decisione. Si dice spesso che un cattivo comandante non è quel comandante che prende decisioni sbagliate, ma è quel comandante che non prende nessuna decisione, che tergiversa, che aspetta. Ecco, purtroppo dopo 2 mesi di chiusura forzata, non solo delle attività ma anche della vita quotidiana, perché è di questo che stiamo parlando, bisogna un attimo vedere e valutare se comunque sia il caso effettivamente di ripartire, ma non ripartire dal 1° di giugno, dal 30 giugno, dal 1° di luglio, ma ripartire probabilmente già dal giorno 18 o già da questa settimana. Perché comunque tutte le attività costituiscono, le attività di una comunità costituiscono quella rete di protezione, quell'ossatura che serve per costruire appunto una comunità, per costruire un comune, per costruire una nazione. E se manca questo, se manca la coesione tra le varie parti che la compongono, perché qualcuno può dire, ma vedo gli agenti a polizia locale, tanto loro sono stipendiati dal pubblico, quindi non hanno nessun tipo di problema. In realtà non è questo il ragionamento che dobbiamo fare, ma il ragionamento che dobbiamo fare è che se non lavorano le attività, lo Stato non ha di che fornire i servizi. Se i servizi non vengono forniti, quindi il lavoro che fa la polizia locale giornalmente, si impoverisce una comunità. Se si impoverisce una comunità vengono a mancare quelli che sono quei capisaldi fondamentali. Quindi il ruolo delle istituzioni, che io ho la fortuna e l'onere di rappresentare, è appunto questo: capire, recepire le istanze che vengono dal territorio, in questo caso recepire le istanze che vengono da una nazione e decidere, prendere una decisione. È un momento storico, come dicevo, che nessuno ha mai affrontato. Non c'è un libro, un manuale che tu lo apri e dici alla voce pandemia devo fare questo, questo e questo. Non esiste. Però a un certo punto dobbiamo prendere decisione, perché se la decisione è moriamo dell'economia perché non ripartiamo rimanendo chiusi in casa, o tentiamo di superare questo, di utilizzare le mascherine. Ieri c'è stato il mercato qua a Taglio di Po, un mercato ordinato dove le persone entravano, rispettavano le distanze, rispettavano le precauzioni. Qua oggi vi vedo, avete tutti quanti la mascherina come ce l'ho io, avete i guanti, avete il vostro gel. Per carità, dopo vediamo anche scene come i Navigli a Milano che ci fanno riflettere. Però se noi come comunità siamo pronti, se noi come comunità riusciamo a dare delle risposte concrete, è anche ovvio che sia necessario e sia arrivato il momento di ripartire. Dopo altro compito che però aspetterà a noi istituzioni sarà trovare anche le risorse per dare quell'impulso all'economia, perché quando tu rilanci i consumi non solo dai la possibilità alle attività di ripartire, dai anche quel volano che poi ti servirà, magari rinuncerai a delle cose come istituzione, ma poi le avrai indietro rilanciando la tua comunità, rilanciando quella che è la tua nazione, rilanciando quella che è la tua regione e anche il mondo intero, perché veramente stiamo affrontando una crisi globale in questi giorni. Quindi sicuramente noi faremo nostre le istanze che ci vengono, perché c'è stata anche una lettera prima indirizzata all'amministrazione direttamente, non solo al prefetto,
e noi faremo nostre le istanze non solo martedì quando consegneremo la lettera al prefetto insieme al rappresentante delle attività per far sentire al governo quali sono le necessità, ma anche le recepiremo noi come amministrazione mettendo in campo tutte quelle che saranno le attività possibili per aiutare chi crea lavoro, per aiutare chi crea ricchezza e anche per aiutare tutte quelle persone che magari in questo periodo, a causa di questa crisi, vuoi perché fossero magari degli stagionali impiegati nel commercio, vuoi perché fossero impiegati nel turismo oppure in altre attività che non hanno potuto lavorare, dare un aiuto concreto anche a queste famiglie. Il percorso non è semplice, non è neanche facile, però prima lo imbocchiamo e prima sicuramente usciremo da questa crisi. Grazie a tutti e soprattutto grazie a tutte le attività che oggi hanno partecipato nonostante le 1000 restrizioni che ci sono. Tutte queste sedie vuote simboleggiano tutte quante un'attività, simboleggiano una ricchezza, simboleggiano del lavoro e quindi teniamo presenti insomma perché vogliamo che questo paese riparta e soprattutto la nostra comunità riviva come prima. Grazie a tutti e in bocca al lupo a tutti quanti. Ok. Stamattina. Gracias. Il mio protagonista.